Sentite, 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 caro compare e caro comare. Oggi in Sicilia ne mangiamo polpettine di pesce. Cantiamo quando l'uomo ha chiuso avanti e quando volte è ritornato arriere, per quanto è stato spierto e intelligente, scoprendo questo mondo ogni sentiere. Buongiorno, oggi mangeremo delle polpettine di pesce ghiaccio cotte alla piastra. Gli ingredienti sono questi: aglio, pangrattato, parmigiano, sale, uova, prezzemolo, pepe nero e naturalmente il pesce ghiaccio, la patata. Si sente a un certo punto pace eterno, io mondo lo stragancia dall'inferno. Pensiamo alla potenza dei romani, che mano a mano tutto prendiamo un cucchiaio di pangrattato, aggiungiamo il nostro pesce, un cucchiaino di prezzemolo, un po' di formaggio, un po' di aglio tritato, un pizzico di sale, un pizzico di pepe e un uovo. Andiamo a prendere la nostra patata e la grattugiamo finemente. Non ce ne dici niente più importante. Perciò da terra suore e frati siamo. Aggiungiamo la patata al tutto e andiamo a impastare il tutto. Finché non riusciamo ad avere un impasto abbastanza omogeneo. A questo punto andiamo a cuocerle sulla piastra. Quindi siamo pronti per cuocere. Ungeremo le nostre mani con un filo d'olio d'oliva, in questo modo, prendendo un po' del nostro impasto, lo schiacciamo e posiamo sulla piastra, continuando l'operazione. Non ci interessa se commina danni, facendo lo mafioso o prepotente, sfruttando con la forza e con l'inganno il mondo intero con tutte le gente. Ha fabbricato armi micidiali che scusa di distruggere l'umani. Ha fabbricato armi micidiali che scusa di distruggere l'umani. I popoli civili europei, venuto un medioevo lungo e scuro, varcando il mare sopra le galeye, le Maya e gli Aztechi era a trovare. Ste popoli credevano alle dei e le cristiane non lo sopportavano. Pigliandosi le terre e le ricchezze
trattando le persone per pagliazzi. Lo mondo tutto fu colonizzato, dai popoli civili acculturati, e tutte le ricchezze depredato, e gente come schiave trascinate. Così c'è stato quel che s'è arriccuto, campano sopra un mondo raffamate. Metteremo le polpette nella zona più fredda della piastra al fine di garantire una cottura all'interno. A questo punto le nostre polpettine sono cotte. S'incontrano ogni tanto un G8, facenne le conte. A questo punto impiattiamo le nostre polpettine E tutte quante a pigliare atto, che è meglio stare moti e consumare, aggiungendo un filo d'olio extravergine d'oliva. Caccia la forza e si fa rispettare. Il piatto è pronto, buon appetito! Caro compare e caro compare, ora che avete mangiato e avete bevuto, prima che venite, ricordatevi lo proverbio antico che amore, ricchezza e denaro non si può ammucciare.